Credo che queste siano tracce di lupo. Sì, guarda qua. Per esempio questa scia di impronte è come rettilinea, non è la tipica scia del cane che va a destra a sinistra, questa è un'impronta molto rettilinea. Quelle di qua sono già più a zig-zag. Allora, le impronte umane sono qua, non ci sono impronte di uomo qui. Questo lato sinistro sono tutte impronte di un canide piccolo e mescolato anche insieme ad altre impronte, oltre a quelle della bicicletta, quella di esseri umani, quelle del piccolo canide, e sono più irregolari, come si può vedere. Quelle più spostate verso il centro strada sono un po' sparpagliate a zigzag, mentre queste a lato sono tutte dritte. Altre impronte anche qua. Scieva qua, un'altra scieva qua, sono due. Laggiù buono. Sì, ecco qua. Qua rientrano e seguono più o meno l'auto. Undulato, piccolo. No. Ecco il canile. Allora, impronte di umani no. Impronte di canidi sì. Uno è a salire, suppongo. Questo è a scendere a sinistra. Vediamo se sono saliti. Sì, sono saliti. Non ci sono impronte di umani. C'è una traccia che viene su da qua, da dove sono venuto su io. Anzi, ce n'è anche una che scende. Comunque, una che va su lì e una che viene da sinistra, da là, dove ero prima. Ecco, due esemplari si uniscono qua. Sì, questa è una via dove si va in mezzo là, dove c'è, da qui in poi c'è il nulla. Questo è un sentiero ma che muore laggiù. Vedo solo le impronte dei canidi, ce ne sono anche piccole, probabilmente sono di una volpe. Dunque, secondo me, che questa è neve fresca e di ieri, anzi di ieri notte. Ce n'è anche una traccia che viene giù. Può darsi che sia andato su e poi tornato indietro. Questa va su. I canidi, impronte di umani. Questa è una singola impronta, potrebbe essere di un cane da caccia. No, lo vedo solo in una direzione, mentre quella umana va fino là e torna indietro. Tornano indietro tutte e due. Impronte dei canidi però continuano qua, senza quelle umane, guarda. Due serie di impronte, una coppia di canidi allora.